Sarebbero precipitati già sui primi tiri Filippo Zanin e Francesco Favilli, i due alpinisti di 36 e 44 anni, trovati morti alle prime luci dell'alba sul versante bellunese della Marmolada. Avevano appena iniziato a scalare la via Don Chisciotte, Francesco e Filippo, quando per causa ancora da accertare sarebbe avvenuta la caduta fatale. I due amici, la passione per la montagna in comune e un impiego alla scarpa di Asolo, avevano intrapreso la via di Buonmattino. È stata la moglie di Zanin a lanciare per prima l'allarme, non vedendo il marito rientrare. Sono circa le 23. L'ultimo messaggio, senza risposta, risale alle 2 del pomeriggio. Un silenzio che diventa un macigno e che assume di ora in ora i contorni del dramma, con la macchina dell'emergenza che si mette in moto e l'attivazione da parte del SUEM 118 del soccorso alpino della Val Pettorina. Scatta la mobilitazione, anche se notte. Quasi subito vengono trovate le macchine. Un primo importante indizio: una è parcheggiata a Margaciapela, da dove erano saliti a Rifugio Falier, l'altra in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via. I soccorritori si concentrano così nell'area tra Malga Ombretta e il versante nord. Si spera in un ritardo sulla tabella di marcia, ma di Favilli e Zanin non c'è traccia. Parte la seconda fase. Una squadra sale fino al Rifugio Falier, oltre quota 2000, per osservare la parete con binocolo. Ancora niente da fare, serve aspettare l'arrivo con le prime luci dell'alba di Falco 2. L'elicottero si dirige subito sui ghiaioni alla base della parete. I corpi sono trovati senza vita. È l'epilogo di una notte concitata, senza tregua. Filippo e Francesco vengono portati nella cella mortuaria di Roccapietore, dove c'è spazio solo per il dolore dei familiari e dei colleghi di lavoro, quel lavoro che non era una semplice occupazione. Sono due ragazzi che come passione principale avevano la montagna e che quindi avevano trovato anche in ambito lavorativo il rispetto per la loro passione. Un arcobaleno nitido e dai colori lucenti si staglia nel cielo di Roccapietore. Il silenzio pervade le montagne. Filippo, originario di Fonte, viveva con la moglie Giulia e la figlia Emma, nata nel 2022, a San Zenone degli Ezzelini. Francesco, nato a Pordenone, risiedeva invece a Masera da qualche tempo. Lascia due figli di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Purtroppo la montagna richiede anche a volte dei sacrifici pesanti che non ci aspettavamo questa notizia in un giorno così normale per noi. Ecco. Questa notizia ci ha sconvolto, credo che anche tutti i colleghi che conoscevano sia Francesco che Filippo sono rimasti scioccati da questa triste notizia.